Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Ragazzino di 13 anni si toglie la vita a Palermo, forse vittima dei bulli, 2 le inchieste, si indaga per istigazione al suicidio. Incubo liste d'attesa nella sanità siciliana. Per accorciare i tempi la Regione destina fondi per le strutture private convenzionate, ma non tutti i primari sono d'accordo. Caro olio, nei supermercati l'extravergine costa anche oltre i 10 euro. In molti puntano il dito sulla speculazione e c'è già chi non lo compra più. Arriva il congedo mestruale. Allo scientifico Boggiolera di Catania consentiti 2 giorni di assenza con certificato medico. No alle esercitazioni militari nella riserva naturale di Punta Bianca. Stamattina la protesta degli ambientalisti, contrari ad utilizzare il luogo per le manovre di addestramento dell'esercito. Giornata della gentilezza a scuola. Si comincia dall'asilo ad esercitarsi alla condivisione e all'attenzione. Calcio, il Catania cade anche a Cerignola. Per i rossazzurri è la 6ª sconfitta in campionato. Lucarelli, in arrivo in città, è atteso da un complesso lavoro non solo tattico. In Serie B il Palermo perde ancora in casa, quella con il Cittadella è la 3ª sconfitta interna. In Lega Pro Messina travolto in casa dal Latina. Bentrovati, la cronaca ci porta a Palermo dove un ragazzino di 13 anni si è tolto la vita e c'è il sospetto che possa essere stato vittima di bullismo. Sono state aperte 2 inchieste e si sta indagando per istigazione al suicidio. Intanto sono stati sequestrati sia il cellulare che il computer del ragazzino. Marco Gulla. Si è tolto la vita a soli 13 anni e il sospetto è che lo abbia fatto perché è deriso e bullizzato dai suoi coetanei. È la tragedia che si è consumata sabato sera quando i genitori di un ragazzino che viveva in provincia di Palermo e frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando del capoluogo siciliano lo hanno trovato senza vita in casa e hanno chiamato i carabinieri. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire i contorni della vicenda e verificare se effettivamente, come emerso nelle ultime ore, qualcuno prendendolo in giro per il suo orientamento sessuale possa averlo spinto a compiere l'estremo gesto. Ci rechiamo nella scuola che frequentava il 13enne, oggi e domani chiusa per lutto. La dirigente scolastica, a microfoni spenti, ci dice che il ragazzo aveva cambiato scuola 2 anni fa e che non aveva fatto emergere comportamenti strani. Nelle chat scolastiche però si fa riferimento ad alcune offese fatte nei confronti del 13enne, sembra per il suo orientamento sessuale. Il fatto però, la tragedia non riguarda soltanto questo bambino, non riguarda soltanto la famiglia del bambino, ma deve riguardare tutta la società, adulti per prima, e capire che la prevenzione verso il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non è mai tanta. Tutti noi adulti dovremmo svegliarci e prendere questa missione come un atto quotidiano. I funerali del 13enne si svolgeranno domani a Palermo. Di 2 mesi, sarebbe morta per un rigurgito dopo essere stata dimessa 2 mesi fa dall'ospedale di Agrigento. È accaduto a Siculiana. La procura ha disposto il sequestro della salma della piccola che dovrà essere sottoposta ad autopsia. Per ridurre le liste d'attesa nella sanità siciliana, la Regione mette sul piatto fondi anche per le strutture private convenzionate, ma non tutti i primari sono d'accordo. Lorena Dolci. Buongiorno, siete in linea con il centro di prenotazioni dell'azienda ospedaliera universitaria e policlinico Gaspare Rodolico San Marco di Catania. Infostrada, informazione gratuita. Siamo spiacenti, il numero digitato è momentaneamente occupato. La preghiamo di richiamare più tardi. Vari tentativi al numero verde del Policlinico di Catania finiscono tutti così. Nelle altre aziende va un po' meglio, al Cannizzaro rispondono dopo una manciata di minuti. Il CUP, il centro unico a prenotazioni dell'ASP che copre gli ospedali del territorio, riceve 9.000 chiamate al giorno, ma il personale ne riesce a gestire solo 1.000. I più fortunati rientrano nei tempi lunghissimi delle liste d'attesa. 40.000 i pazienti siciliani che aspettano un intervento e oltre 240.000 quelli che hanno prenotato una visita nella sanità pubblica. I fondi aggiuntivi del piano della Regione per il recupero dell'arretrato sono già stati utilizzati per turni aggiuntivi in sala operatoria. Incrementate le attività pomeridiane di chirurgia, il sabato si opera ancora di più di quanto non si operasse prima e le attività di radiologia e di gastroenterologia vengono anch'esse incrementate parimenti.
In questo modo l'ospedale Garibaldi ha recuperato tutto l'arretrato del 2022 e pensa adesso ad accorciare i tempi per le altre prestazioni. La Regione adesso ha messo sul tavolo altri 11 milioni da dividere con i privati a cui i pazienti possono essere indirizzati. Caro paziente, ti diciamo che c'è questa possibilità verso il territorio, verso altre aziende, ove ci fosse disponibilità di aziende, o verso il privato, se il privato volesse essere la tua opzione. È una scelta, tra l'altro, che rimane libera del paziente. Non tutti i primari però sono d'accordo su questa pratica, soprattutto se si parla di interventi delicati dove è importante il rapporto di fiducia. Parliamo di caro olio, la siccità fa schizzare il prezzo dell'extravergine d'oliva e i consumatori lo comprano sempre meno. In molti puntano il dito sulla speculazione, altri lo ritengono più una priorità nella lista della spesa. Tonino De Mano. A peso d'oro, tanto da essere venduto ad oltre 10 euro, in alcuni casi anche 12 euro al litro. Il caro olio, complice la siccità che ha colpito duramente la Spagna, maggior produttore di olio al mondo, ha pesanti ripercussioni sulle tavole dei siciliani, costretti sempre più a centellinarlo. Nei carrelli della spesa la bottiglia d'olio extravergine non è più la priorità. La conferma arriva sentendo alcuni consumatori appena usciti dal supermercato. È impossibile. Bisognerà centellinare anche l'olio adesso. Io lo prendo fresco, a questo punto 9,50 euro. Non ha comprato l'olio? No. Perché? No, perché è caro e comunque ho gli alberi e lo facciamo noi a casa. No, olio no, non si può comprare l'olio. Troppo. Mi rifiuto di comprare quello al supermercato, a questo punto prendo quello padronale. Tutti i prezzi che sono lievitati sono frutto della speculazione. L'ombra della speculazione, ma non solo, visto che la siccità ha praticamente ridotto del 40-50% la produzione e l'acqua resta solo un miraggio. Il problema è che manca la produzione, quindi se i prezzi sono alti è dovuto a questo. Non piove, continua a non piove. Guardate questo olivo irrigato, quindi che ha preso acqua, e guardate questo non irrigato, quindi siccitoso. Da qui deriva il 50% in meno di olio. È andata meglio a questo produttore? Queste olive da dove arrivano? Queste arrivano da Trecastagni, dal piano alberato di Tre Sante Martire al Fiore del Foccerino. Sembrano abbastanza piene. Sì, perché fortunatamente dalla nostra parte ha piovuto. Ma è soltanto un caso isolato. Così il prezzo dell'olio schizza verso l'alto e scivola sull'onda della speculazione. A Catania, al liceo scientifico Boggiolera, arriva il congedo mestruale. Da una battaglia studentesca al riconoscimento della patologia collegata al ciclo che permetterà 2 giorni di assenza con certificato medico alle studentesse. Il liceo catanese è l'unico in tutto il sud ed è la 4ª scuola in Italia ad avere inserito questa norma. Roberta Lunghi. Non è una cosa che una donna sceglie, che l'andare a scuola con una determinata patologia invalidante non è una passeggiata. Che la patologia dolorosa collegata al ciclo mestruale sia un evento mensile molto spesso invalidante per le donne è un fatto acclarato, ma che questa entrasse nel novero di quelle giustificabili a scuola è una novità. A Catania, liceo scientifico statale Boggiolera, arriva infatti il congedo mestruale. L'istituto è la prima scuola al sud, la 4ª in Italia ad inserire, su approvazione del Consiglio d'istituto in base al principio dell'autonomia scolastica, questo nuovo punto al regolamento. Tutto nato dalla spinta dell'Associazione Liberi Pensieri Studenteschi, che ha fatto breccia nella sensibilità sul tema dei diritti della dirigente scolastica. È un diritto, diciamo, delle donne di aver riconosciuta come patologia quella che è una patologia. È chiaro che ci sono donne che hanno problematiche molto dolorose che non gli permettono di poter svolgere nessuna attività in quei giorni. Ma cos'è esattamente il congedo mestruale? 2 giorni mensili in cui si possono assentare appunto i ragazzi perfettamente giustificati. Ne usufruiranno coloro che presenteranno, una volta soltanto chiaramente, la problematica con un certificato medico. Una battaglia vinta dagli studenti tutti e non solo dalle studentesse. Non è una questione che riguarda soltanto le donne in sé, come si può pensare, ma è riconoscere che ci sia bisogno di
qualcosa che vada a tutela delle donne fa parte di comunque un consenso generale. Adesso l'auspicio dei ragazzi è che l'esempio del Boggiolera sia come un'ondata che possa coinvolgere tutte le scuole e colpire le istituzioni per giungere all'ottenimento di una norma nazionale per le donne lavoratrici. Per i ragazzi basterebbe riuscire a mettersi nei panni dell'altro per comprendere e agire. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci tornati in studio. Si è tornato a sparare nella riserva naturale di Punta Bianca tra Agrigento e Palma di Montechiaro e puntuali sono tornate le proteste delle associazioni ambientaliste contro le esercitazioni militari. Questa mattina c'è stato un sit-in nei pressi del poligono militare. Davide Sardo. Nuova protesta contro le esercitazioni militari a Punta Bianca, un territorio di una bellezza incantevole aperto verso il mare Mediterraneo tra Agrigento e Palma di Montechiaro. La zona si chiama Drasi e da oltre 60 anni, per 8 mesi su 12, è sede del poligono militare, anche con l'uso di carri armati e materiale esplosivo. Dal 2022 è diventata riserva naturale orientata, ma dopo oltre 600 giorni di silenzio sono tornati a risuonare i colpi d'arma da fuoco e puntuali tornano anche le proteste, soprattutto delle associazioni ambientaliste. Questa storia deve finire, il Presidente della Regione deve trovare loro un posto alternativo e deve istituire definitivamente la riserva di Punta Bianca. Che sia ben chiaro, non siamo contro l'esercito, perché l'esercito deve fare il suo lavoro, ma deve farlo da un'altra parte. Al sit-in ha aderito anche il parlamentare regionale Ismaele Lavardera. L'esercito fa il suo lavoro, nessuno dice che l'esercito sta sbagliando, però questa zona, che è una zona fondamentale, importante, strategica, che potrebbe essere al centro del turismo non soltanto agrigentino ma della Sicilia, non può essere utilizzata in questa maniera perché grida allo scandalo. Alla fine i soldati, attesi in mattinata, non si sono presentati al poligono militare e almeno per oggi la natura è rimasta incontaminata. Dopo lo spettacolo di ieri dal cratere di Sud-Est con la ripresa dell'attività esplosiva prima e con fontane di lava ed emissioni di cenere dopo, la colonna eruttiva alta 4.500 metri ha provocato la caduta di cenere su diversi paesi. Oggi i valori del tremore interno che segnala l'energia presente nei condotti magmatici dell'edificio vulcanico sono rientrati nella norma e tutto è tornato come prima, o quasi, perché restano 2 colate laviche nella zona sommitale del vulcano debolmente alimentate. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza, una qualità che si coltiva sin da bambini con piccoli gesti e tanta condivisione. C'è un asilo nel catanese che applica queste regole tutto l'anno e noi siamo andati a vedere come reagiscono i bambini. Eva Spambinato. Un vaso di carta costruito a mano da questi piccoli alunni di un asilo alle porte di Catania e poi un gesto gentile. Giulia, chi vuoi dare un bacio? Un bacio, un abbraccio e la condivisione di un gioco per ricordare e far rimanere impressa nella memoria emotiva di questi uomini e donne di domani che la gentilezza non è solo un comportamento, ma un valore assoluto che va alimentato giorno per giorno. Come recita la scritta, questa è una scuola gentile che troviamo all'ingresso dell'asilo. Non si può educare senza gentilezza. Noi educatrici abbiamo il dovere di comportarci in modo gentile con i bambini e lo facciamo quotidianamente. Oggi è solo la giornata dedicata alle attività gentili, quindi programmiamo dei laboratori, dei percorsi che hanno come tema centrale la gentilezza. E nella giornata mondiale della gentilezza, queste maestre che educano tutto l'anno i piccoli al rispetto della natura e del prossimo hanno pensato anche alle famiglie che potranno prendere un biglietto gentile e portarlo a casa. Praticare la gentilezza è un processo quotidiano, bisogna esercitarsi, i bambini hanno insito in sé il valore della gentilezza, ci vuole esercizio e i bambini replicheranno i gesti gentili che vedranno fare agli adulti, che sono quelli che più si allontanano dai gesti gentili. Il risultato è tutto nelle parole di Ettore. Che cos'è la gentilezza? Di essere buoni. Essere buoni con chi? Con i compagnetti. E poi? E poi pure con le maestre, con i genitori, con le nonne e con i nonni. E adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio, allo sport. A fra poco.
Eccoci alla pagina dedicata allo sport, iniziamo con il calcio. A Cerignola, sesta sconfitta in campionato per il Catania e squadra che nonostante il buon avvio crolla anche psicologicamente. Lucarelli, che è in arrivo in città, avrà un grande lavoro da fare, non solamente dal punto di vista tattico. Marco Carli. Toccherà a Cristiano Lucarelli, uno a cui piacciono le sfide e queste di quelle toste, perché il tecnico trova una squadra svuotata che a Cerignola ha raccolto la sesta sconfitta in campionato. La verità, a fine partita la dice Zeoli, che da una settimana ha provato a suo modo a scuotere lo spogliatoio del Catania. Hanno bisogno di aiuto. Io credo che questa cosa qui sia fondamentale per uscirne fuori. Sono straconvinto che ne usciranno fuori e potranno regalare soddisfazioni. Zeoli ha fatto quanto possibile in pochi giorni, anche a Cerignola l'approccio è stato buono, così come col Picerno in coppa, non un gran ritmo, ma Catania in controllo e soprattutto vivo, capace con Rocca di impensierire seriamente il portiere avversario e di creare occasioni senza quasi mai rischiare. Ma nella ripresa il cambio di passo arriva per l'avversario e porta al gol di Malcore, favorito prima da Sarao e poi dalla difesa che si schiaccia concedendo all'attaccante di tirare indisturbato dal centro dell'area. La reazione interlocutoria, degna del Catania di questo momento. Ci prova Sarao e sulla ribattuta sfiora il pari di Luca. Sul finale va vicino al gol anche Chiarella, ma sono solo fiammate di una squadra che lascia il pallino all'avversario, nonostante Zeoli le provi tutte, cambiando anche modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il primo tempo qualcosina in più meritavamo, però credo che ci vorrà del tempo, perché i ragazzi devono lavorare, però io lo ripeto, non prendetemi per pazzo in questo momento, questa squadra ne uscirà fuori. Cerignola definisce una volta di più come il progetto tecnico voluto dalla società dopo la promozione sia fallito. Adesso inizia la nuova era. Per svoltare Lucarelli dovrà agire su ogni dettaglio per trasformare una stagione nera nella base per il futuro. È il Palermo in crisi, il Cittadella vince al Barbera e manda al tappeto i rosanero. Corini però è stato confermato sulla panchina del Palermo. Marco Gullà. Sfilacciato, senza idee, senza grinta e per lo più sconfitto al 98esimo. Crolla in casa il Palermo, il Cittadella segna alla fine con questo colpo di testa di Pandolfi e mette a nudo tutte le criticità del Palermo, travolto anche dai fischi a fine partita. Una sconfitta meritata, il Palermo non ha mai tirato in porta, l'unica occasione degna di nota per i siciliani è a fine primo tempo quando Koulibaly di testa mette sopra la traversa. Nella ripresa il Palermo non sfonda, lanci lunghi e sempre preda dell'attenta difesa del Cittadella. Nel finale il gol che manda al tappeto i rosanero. L'hashtag dei tifosi palermitani, Corini out, il tecnico però resta in sella. Abbiamo fatto male, primo tempo secondo me equilibrato, ma qualsiasi cosa oggi posso dire può essere strumentalizzata. Abbiamo perso una partita che volevamo fare qualcosa di diverso, soprattutto penso il primo tempo è stato anche un discreto primo tempo, il secondo tempo abbiamo fatto molta fatica e dunque c'è poco da dire, perché qualsiasi cosa posso dire in questo momento può essere interpretata, c'è sulla grande delusione di aver perso una partita e grande rammarico. Adesso la sosta di campionato, Palermo che tornerà in campo fra 2 settimane a Terni. Dopo la sconfitta contro il Latina, il Messina è scivolato al terzultimo posto. Sotto accusa ci sono il tecnico Modica e anche la squadra, entrambi protagonisti della peggiore gara di questo campionato. Sergio Colosi. Un numero maledetto per il Messina, tanti punti fatti nel girone d'andata dello scorso campionato, altrettanti quest'anno, prima di 3 sconfitte di fila che certificano la crisi nera della squadra. Appena 2 pareggi nelle ultime 6 giornate, sconfitte e prestazioni indecenti una più dell'altra, ma non paragonabili a quella contro il Latina. Anche Giacomo Modica sul banco degli imputati per scelte sbagliate in un organico che già presenta vizi e peccati originali per gli scarsi investimenti del presidente Pietro Sciotto. Questa squadra ha perso un filo conduttore che si chiamava gioco e che determinati compiti vanno svolti a pieno e vanno fatti con massima dedizione e con massima applicazione, perché non ti puoi distrarre di niente, non puoi sbagliare niente. Noi per i primi 20 minuti siamo stati in partita e siamo stati anche ordinati. Purtroppo sapevamo che giocavano con delle ripartenze, la loro forza era il loro modo di come avevano preparato la partita. Attraverso anche i video che abbiamo visto, loro fuori casa adottano questo
tipo di soluzione. Determinati palloni non si possono perdere. Per i laziali la gara del Francoscogli è diventata nella ripresa poco più di un allenamento. La porta di Fumagalli è un tiro al bersaglio centrato da Iallo, Paganini e Del Sole. 3-0, ma sarebbero potuti essere anche 4-5 i gol del Latina contro un Messina alla deriva, senza testa e senza idee. E domenica prossima si viaggia verso Foggia e a seguire la sorpresa Juve Stabia. Subito dopo il nostro telegiornale spazio al calcio siciliano con anteprima corner, 30 minuti dedicati alle difficoltà di Catania, Palermo e Messina. In primo piano la nuova guida tecnica dei rossazzurri. Ci sarà poi spazio alla crisi di Palermo e Messina. Stasera poi, ve lo ricordo, dalle 20:45 in poi torna Corner nella versione estesa, tutta dedicata al Catania. E adesso parliamo di pallavolo. La Saturnia Farm Italia lotta contro Verona ma è costretta ad arrendersi al quarto set, dove gli uomini di Douglas Silva hanno forse pagato l'imprecisione in ricezione e l'assenza a muro di Manavi, uscito per un grave infortunio al ginocchio. Tonino De Mano. Una sconfitta dolorosa, com'è doloroso l'infortunio al ginocchio di Manavi, che nel primo set piazza il punto del 3-3 ma è costretto ad uscire in barella, rincuorato dal dottor Bellanuova. L'uscita di scena di Manavi condiziona tutta la partita della Saturnia Farm Italia, sconfitta 3-1 in casa dal Verona, che sfrutta il rendimento al muro ed una migliore ricezione per sbancare il Pala Catania. Per gli uomini di Douglas Silva arriva un'altra sconfitta al termine di un altro match giocato punto a punto, tranne nell'ultimo parziale che gli scaligeri hanno chiuso con il punteggio di 16-25. Non è bastato il calore del pubblico di casa, la Superlega è un campionato spietato e come tale non concede passaggi a vuoto, come purtroppo avvenuto nel quarto set, iniziato con il piede sbagliato con un parziale di 4-10 che non ha lasciato spazio ai tentativi di rimonta. L'ultimo ad arrendersi è stato Zappoli, ma i suoi 4 punti sono serviti soltanto per salvare l'onore. Fatale, come detto, l'infortunio di Manavi, che ha condizionato la prestazione dei castellesi, che mercoledì torneranno in campo a Civitanova Marche. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Vi ricordo subito dopo questo TG anteprima corner. A più tardi.